amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento e Gemini Camporeale, giornata numero 8 del girone A di promozione siciliana. Va a recuperare nuovamente il Gemini con il lancio di Muratore, in fascia c'è Marrone, Muratore il tiro di prima, incrocia! Miceli, e allora sale, palla al piede, si fa vedere Colley, pallone per lui, Colley vuole il passaggio in mezzo, Marrone, Gallina, Veca, si fa vedere Miceli, cross di Veca in mezzo, Stassi! Qui il tiro di Palazzolo, Demiere, e poi salva su corso, che era andato ad attaccare. Passaggio per Stassi, si deve girare. E allora serve Marrone, Marrone allarga, c'è Licata solo, se la mette sul mancino, calcia da sotterra. Colley, un po' trattenuto, poi decide di tirare. Veca, ha spazio, la vuole piazzare, c'è Colley in area, occhio al mancino da sotterra! Il gol di Muratore sblocca la partita. A favore del Gemini. Marrone di testa, Colley avanza, Colley potrebbe anche tirare invece il suo, è un traversone, pallone dall'altro lato, Licata schiaccia, Gallina, pallone in mezzo di testa, ci ha provato Messineo, altra traiettoria, Mangiapane, Licata, evita Granatello, pallone verso Muratore, alzata morbida, Palazzola lontana di testa, il tiro di Marrone, il cross di Licata troppo alto per Mormino, Marrone fermato all'ultimo da Marino e invece Veca calcia lui, ha raddoppiato Veca, tutti in area, va Licata in mezzo di testa, 3-0 del Gemini, in gol anche Mangiapane, occhio a corso, Demiere, sbaglia il controllo Marrocco, allora Lio può salire, può mandare avanti Mormino, c'è Marrone, disponibile, riceve adesso, Marrone, deviazione, no, allora Lio, salgono in 4, Lio, pressing di Trapani, Colley! Il 4-0 di Ansumana Colley. Gemini dilaga. Licata fino in fondo, riesce il cross, il pallone sopra la traversa di Mormino. Ufficiale il 4-0 del Gemini sul campo reale. Partita dominata dall'inizio alla fine.